che bello! Ben trovati, che bello ben trovati, essere bello. qui insieme a voi. Ma hai visto quanta gente? La signora Pupillo, come Ma chi sta? è la Sta signora bene? Pupillo? Ma chi La è? signora saluta tutti qua. La signora guarda. saluta? No, si chiama saluta Ah, di saluta cognome. si Sì, chiama? sì, saluta. Vabbè. Ma che bello. Allora, stamattina per arrivare in studio ci ho messo 2 ore e mezzo da via Addirittura? E dove Giuffrida. arrivavi? Da Palermo? No, da via Giuffrida che è qui dietro, c'è Ma i che pullman. dici? I Dai, pullman della gente che pullman. viene qua. C'erano 97 pullman in Capito? fila. 97 pullman Per addirittura. 50 persone, fatti il conto, almeno 200 persone sono venute. 50 per 57 per 9 e porto 2. Ah, sono Ragazzi. contento di essere qui, ma soprattutto contento di essere contento. Caro, grazie. Lo sai che sono stata a Firenze in A questi Firenze, giorni? il Lazio è tutto bello. Ma io che l'ho c'entra il visto. Lazio? Dove- È in Toscana, a Firenze. Da Dai, molto ma è che là? Lazio. Ma è da molto che è in Toscana. Dai, veramente. Ma non ci credo che non lo sai che è in Toscana. Io sapevo che era Firenze Allora, a del Firenze ho mangiato benissimo. si mangia bene, Si mangia tutta benissimo. l'Italia si mangia E bene. tra l'altro devo dirti che ho mangiato un piatto sconosciuto buonissimo. E cioè? Gli spaghetti alla boccalona. No! Ti Oh! giuro. Buona. Buoni. Non la Non ci conoscevo. posso credere! Che c'è? È la ricetta di oggi! Dai, non è Tu vero. l'hai letta? No, non è Tu l'hai- vero, no, Allora, non l'ho la letta, puntata di ragazzi. oggi si chiama Regione che vai, piatti che trovi. Ma io volevamo fare i piatti quelli È un sconosciuti. caso, e è tu un mi- caso. Non l'ho Flavio, letta, gliel'hai Flavio. detto tu? No, non l'ho letta. È vero che non l'ho No, letta. come hai detto? No, ma era E una come cosa, hai è fatto? qua la cervicale. Rifallo, È non il l'ho dolore letto. cervicale, Ma io devo ragazzi. salutare te, che mi inquadri e mi dai la possibilità Ma che che la gente cosa, mi veda. raga, mi dai la Poi possibilità? saluto te e saluto Ma anche che te modo è di e anche salutare te. così? Saluto la Dai. Camera dell'Artrosi cervicale, Cervicale. e chi ci toglie dai malanni? Lui, lo zio Gianni, lo zio che Gianni. bello, Avrei carino. voluto portarla a Firenze Ma con ci hai me. fatto caso all'età, Così. nonostante l'età che ha, quei capelli neri, quei baffi È sempre neri? uguale, sì, È sì, è sempre incredibile, uguale. è incredibile. Sempre imbalsamato. Bene, quasi. bene, bene. Va Allora bene. facciamo queste 2 ricette. Una Dai. sono gli spaghetti alla boccalona, Buona, che non è altro che un molto ragù di buona. sole verdure. Buona. Capito così? E l'altro invece facciamo la pasta con i piselli alla napoletana. Alla la pasta napoletana, campana. alla napoletana. Alla napoletana. Ehi, ce la va, che ce la vuoi, Basta. Io che ti faccio uscire davanti e ci sto fa. Ma ginocchiti, com'è? E allora cominciamo. Basta. Partiamo dalla pasta con i piselli alla napoletana. Quindi partiamo Wow. da Napoli, dai. Prendiamo la padano, è giusto. Nel frattempo, siccome dovremo fare anche della pasta, ci andiamo a Sì. riempire e ci prepariamo. Ma devo dire che hai preso 2 regioni dove veramente si mangia particolarmente bene, no? Io ritengo, non so se mi sentite, che l'Italia si mangia bene ovunque. Da tutte le parti, secondo te? Sì, Tutta sì, sì, Italia? sì, sì. Iniziamo col fare la preparazione della pasta con i piselli Sì, alla ci sono. napoletana. Guarda, olio, Olio, una bella dose di bella. olio. Andiamo a sminuzzare una onions. Vai. L'onions lo andiamo a tagliare, però ci prendiamo un coltello proprio, Ci vuole il coltello giusto, quello ragazzi. che ci aiuta veramente. E facciamo, guarda, 1, 2, 3. Adesso l'abbiamo fatto vedere 1000 volte, vero? Però Sì. lo rifacciamo, dai. Andiamo via così, poi via così, vedi? Abbiamo creato il taglio e poi andiamo così. Però dobbiamo fare, il coltello mi sta chiedendo, Totino, questo. me la dai? Brava! Una mulata, come si dice. Amore. Infatti c'è un Si termine suol dire. catanese che quando la cosa non è fatta bene bene si dice mezza ammolatura. Mezza mulatura, così diciamo, Eh. non proprio del tutto. Non lo dicete? Lo diciamo, sì. Dai, solo cipolla. Ben soffritta, ben soffritta. E voilà. E andiamo a mettere la vendra, così. Wow! Ah, Wow! bello. Ecco, Wow! perfetto. E abbiamo fatto il fondo per fare i nostri piselli. Questo soffritto qui. Così. Appena lei soffrisce stanno strain, Sì. lo sai cosa soffrisce Certo. stanno strain? Quando... È proprio dà il senso di dello soffrigge stanno strain. soffritto. Prendiamo questa gustosa pancetta Sì. dove andremo a togliere la cotenna
non perché non sia buona, ma perché rimane duretta. Ecco. Tagliamo così, poi facciamo delle belle fettine Fettine, a fettine la fai? e poi lo facciamo julienne. Ah, Ok. ecco. Il coltello mi dice, me la dai un'altra? Sì. Così, così, e andiamo così. A fare queste striscioline, giusto? Sì, sì, Ecco, e andiamo a mettere qui dentro. lì. Così. Questa ce la facciamo pure. Però ti faccio vedere cosa facciamo. Con il concetto che in cucina tutto è utile Sì? e serve tutto. Un giorno ti farò una ricetta incredibile. Come la fai? Le bucce dei piselli, dei baccelli. Ma veramente? Questa la mettiamo e la andremo E a darà un togliere tocco dopo. di sapore, immagino, Esattamente, no? esattamente. Ok. Facciamo, la pancetta deve fare. Si deve stufare Bravo, proprio. bravo. Dice, mamma mia, che noia, pesantezza mamma mia, stare che qui, la pesantezza. cucina, La Totino, sera quella là. soprattutto quella là. No, non Totino soprattutto quella là. Totino soprattutto. Soprattutto quella là. Hanno dato le percentuali perché vedono la nostra trasmissione. E come l'hanno data? In base a quale... Il criterio del pubblico, hanno fatto proprio delle Un interviste. sondaggio? 90% per me, che dice che sono un uomo che, Non deve chiedere mai. anche perché non mi danno niente, no, dico, un uomo così avvenente. Ecco, guarda. E io solo il 10? No, tu neanche quello, perché il 10 è la cucina. Ah, e quindi tu- io tipo non so così se lo ci 0, sei. virgola. Non lo so. Guarda, registro, mi fai vedere come si è. Guarda, guarda come si è Vediamo. stufata. Mamma mia, va, già proprio... A questo punto, cosa facciamo? Abbiamo questi piselli Mi dai che un sono come cucchiaio? bolliti? Sì, sono prebolliti. Sono già bolliti. Prebolliti. Prebolliti, quindi prebolliti sono come? Vediamo. Mezza cottura, giusto? Brava. Cipolla, pancetta. E piselli. Piselli. Ma poi ti farò vedere il sapore finale, sarà travolgente. Ecco. credimi. Questi li mettiamo qua e andiamo, E andiamo a alla via. mescolare. Andiamo a mescolare. Come vedi non sto mettendo liquidi. Ecco. Metto il sale, Sì, così. così. Cosa fa il sale? Cosa fa il sale? Il sale, ragazzi, praticamente Fa uscire, favorisce l'uscita dei liquidi, fa uscire i liquidi, brava. giusto? Mi premo uno di questa bella bottiglia di vetro e torno e questa me la metto qui, guarda, Ecco, ce la conserviamo. qua, così. Sì, E vado a mescolare. e mescoliamo. Ora che come vedi, non so se il registro la vede questo. Si è Vedi creato che- il fondo guarda, di cottura. Guarda, c'è una certa posa verde, è proprio i piselli che rilasciano. Il fondo, Esatto. E andiamo a mettere questo acqua così, ecco. così. E lasciamo. Copriamo, abbassiamo la fiamma, Quindi coperchietto, coperchietto là 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 e lo mettiamo così. ecco. E lei va avanti con Lei la vai sua avanti. Nel frattempo, Sì. questa la andiamo a spostare qui, guarda, così, perfetto. E nel frattempo, o nel frammentre, come si dice in italiano, ci andiamo a preparare il Cosa? ragù per questa famosa boccalona, è giusto? La cucina regionale, tradizionale, è una cosa che a me entusiasmia da morire. Entusiasmo, Eh? entusiasmo. Mamma mia. Si dice così? No, entusiasmo in generale, se io lo voglio riferire a me, entusiasmia. No, vabbè, voce il verbo, non c'è. Entusiasmiare. Vabbè, ragazzi, ok, allora, Perfetto, quindi per cui andiamo a preparare quest'altra ricetta. Volendo fare un recap, lo dobbiamo dire che queste È ricette... finita già quella, più o meno? No, ancora No, no. ancora no. Ma dico, che il fatto che l'hai fatta tu lo vuoi dire tu? vabbè, lo sanno, ragazzi, il pubblico lo sa, c'è bisogno di specificare, non ti vorrei, tu diciamo, insegni, mortificare cioè. più di tanto. Lo sanno, lo Ti sanno. ringrazio della tua gentilezza. Andiamo a tagliare, così, guarda, delle carote. Bravo. Così.
Tagliamo. Dimmi se vado bene. Sì, bravo. se Cerca di sbaglio. mantenere la stessa misura, In questo caso, sai, mi avevi detto che non era necessaria la stessa misura. no? Me lo dai uno spellucchino? Ma certo. Togliamo la parte filamentosa del sedano, così, se è poco digeribile, può dare i fili, sai? Problemi? No, insomma, anche temi, però bisogna vedere da quale... Guarda, visto? Ah, Lampadere, pazzesco. visto? Ah, vi leva Lampadere, questo? Certo. Lampadere. E poi questo così. Così. Poi abbiamo dello scalogno, Sì? piccolo scalogno che lo andiamo a fare in this way, Ok. così. Come vedi, la boccalona lo possiamo giudicare un bel ragù di verdure. Di verdure Ci prendiamo proprio. questo bel pezzo di porro, così, guarda, lo andiamo a tagliare in questo modo. Sì. Può essere che la carota rimarrà, e chi lo sa, non è detto, sai, non è che è detto che rimane. No, beh, dai. Allora, carota, scalogno, sedano e porro. E poi andiamo a continuare a macinare ancora un poco di più di quello che Tutto abbiamo così fatto. molto, diciamo, grossolano. Esatto. Mentre noi tagliamo, prima di andare avanti, che lo andremo a mettere in pentola con l'olio, che diciamo, Consigli per i ma consigli. lo dobbiamo dire in toscano. Non lo so. Via, consigli per i consigli. Dillo anche napoletano a questo punto. Uè, guaio, il sciamma ragazzo, ci ricovatta e ci contatto le consigli per i consigli. Uah, da possettino fatto e tacco. Confermo. Ecco qua, adesso ti faccio vedere una cosa. Allora, a questo prendiamo punto. del prezzemolo, Sì, del rosmarino, così, rigorosamente sporchi. non è vero, è pulito. Dai. Bello, rosmarino E freschissimo. sì, fresco fresco. E andiamo a smacinare la smacinatura. Andiamo a fare questo. Tu ti accorgerai sta pasta che sapore è, come dici, guarda, alle volte un buon ragù non c'è bisogno della carne, della È salsiccia. vegetariana? Sì, questo Giusto? è totalmente, anche vegana, voglio dire. Ecco. Apriamo, guarda intanto come è diventato, guarda, e andiamo a mettere questo bel composto. Prezzemolo e rosmarino abbiamo detto, giusto? Esatto. Dopo tutti gli altri che abbiamo messi, che li vedranno in didascalia alla fine, Certo, oppure su Sicilia Play, su il nostro Sicilia canale del YouTube, Play. potete rivedere l'intera puntata. Andiamo così. Ecco, Questo me l'ha insegnato lei. c'è la spadellatura con l'onda, E qui andiamo a mettere il pelato. il pelato. Così. Aumentiamo l'intensità. Così. Prendiamo la palette di legna. Qua. Eccola. Uso i piselli, uso questa. E lo rompiamo un po' così, in questo modo, giusto? E andiamo adesso ad aumentare Sì, il fuoco. sì. Aggiungiamo un po' di sale. Un po' di sale, eccolo qua. Se dovesse essere acido il pomodoro, Sì, basta aggiungere un pizzico di un bicarbonato. pizzico di bicarbonato, va E bene. a questo punto, incredibile ma vero, andiamo a mettere un po' di aglio a Sì. fine cottura. Decidete voi, lo volete macinato, lo volete intero, lo fate voi, io lo metto macinato. Non ti viene di chiamarmi Black Decker? Ecco. Ecco qua, E perfetto. voilà. Adesso io ho bisogno della sua mano, Mamma mia, dimmi. la sua gentilissima mano per quel tocco di pepe necessario a questo meraviglioso Siccome ragù. la classe non è acqua, Esatto, ci penso io. esatto. Guardate, guardate, guardate. Cioè, chi è che sa pepare in questo modo? La Nessuno. pepaiola. Ok. Oh, su via la bocca E allora! qui ci siamo. Devo dire che profumi veramente ne abbiamo di ogni Ma tipo, ma veramente. questo... E chi più ne ha, più ne ha. Esatto. E ora andiamo E ora a mettere giù
Guarda che li faccio, 1, 2 E tre. Ah, li metti dentro? Tutto Dentro il dentro brodo, quello così. con la pancetta, cos'era quello? Esattamente, I piselli, piselli, la pancetta. pancetta, il soffritto che avevamo fatto. Questo lo togliamo. Questa la possiamo come avevamo togliere. detto, E quindi la pasta si e cuoce lì. andiamo a fare cucinare la pasta. Lì. Così. Sempre l'acqua a portata di mano qualora ci dovesse occorrere. Esatto. E E questa andiamo invece? a mettere giù Gli questa spaghetti continua- metti? E andiamo a mettere giù gli spaghetti. Gli spaghetti. Prima mettiamo del sale Del sale, esatto. in this way. Un altro poco glielo mettiamo qua, in this way. E ti faccio vedere. Prendiamo la buona pasta, Sì. che è una pasta eccezionale, che tiene cottura e tutto. Non è molta questa? No, mettila, dai, ma che molta, ma quando mai? E voilà. E nous avons ce sont les sites fondant. Capito? Ho capito, abbiamo Ognuno parla anche tutte le lingue. regioni ma contaminazioni anche Ora, francesi. mi dai la pinza, me la dai la pinza? Sì, Perché mentre tendiamo a far scendere tutta la pasta giù, sì, così, sì. gentilmente, mi farebbe una brunoise di Mamma mia, affumicata? ragazzi, una brunoise di affumicato. Grazie. Con quale coltello? Questo va bene? Eh sì, dai, sì. Mi chiamava Ti diceva affilami un po'. la lama. La lama, lo sai che lama è mezzo parente mio? Chi è lama? Lama, io sono lamantia, cioè lama è mezzo parente. Ragazzi, veramente. Mi scuso col pubblico per il livello delle battute. Mentre tu fai questa... Questa basta? Sì, va bene. Ah? Sì, anche un'altra fettina. Un'altra Mentre tu fettina? fai la brunoise, io controllo questo Ecco qua. meraviglioso succhetto. Brunoise. Brunoise? No, è dopo. Sì, vabbè. No. Giusto? No. Cioè la faccio così, metto così, tutti a pezzetti. Sì. Fantastico. Vedete come taglia questa lama grazie Che alla brava che è. limatura? Che brava che è. Ecco, quindi questa è fatta. Allora, Totino, fai un recap delle cose che abbiamo fatto, dai. Quello che Io? ti ho detto. Io? Dai. Non le sai, no? Non te le ricordi. Cioè, ragazzi, io non lo so, ma che lo teniamo a fare? Gli spiego le cose, poi no. Fai un recap, dai, inizia dalla pasta alla boccalona. e lo devo fare io. Fai un recap, dai. Allora, abbiamo messo Non il se lo forno. ricorda, ragazzi, non se lo ricorda. Vabbè, allora dillo cioè, tu. gliel'ho detto Dillo adesso in tu, pubblicità. dillo. Gli ho chiesto, Dillo guarda tu. che adesso Dillo tu. ti chiederò il Dillo recap. te. Dillo te. Allora, abbiamo fatto. Dov'è Flavio? Com'è che hai bisogno di Ragazzi, questo? non va bene questa trasmissione, non va bene, non c'è professionalità. Abbiamo fatto un recap, abbiamo fatto un ragù di verdure con Guarda la camera. la carota, Guarda la il camera. sedano e il porro e il... Ah, lo scalogno, ragazzi, lo scalogno. Lo scalogno abbiamo messo tutto insieme, praticamente giusto, tutto insieme. Abbiamo mandato avanti la cottura con un po' d'acqua e poi abbiamo aggiunto il pelato, giusto? Il pelato. E vedrete, ragazzi, vedrete che gusto, però io vedrò perché assaggerò io. Esatto. E poi Dimmi quella di una Napoli, cosa. quella di Napoli te la ricordi? Tu te la ricordi? Quella di Napoli. Flavio! Flavio? No, quella è semplicemente, Flavio che è un ragazzi. altro cameraman, è vero? No, Flavio no, Flavio è il mio cognato. Va bene. Allora, quindi, E allora? Ora che hai fatto il recap, guarda che cosa facciamo. pronti siamo? Siamo quasi pronti. Diamo una pulitina e poi ci prepariamo per l'assaggio e per l'impiattamento e l'assaggio. Che piatti, Stiamo ragazzi, arrivando, che dai. regioni, che regioni. Hai visto? Ho Siamo visto, a posto e facciamo una pronti. cosa. Togliamo Allora. questo. Aumentiamo la fiamma, così. Vedi che sta sfrigoliando. Vedi? E andiamo a Ah? fare questo lavoro. Ah, scoliamo la pasta direttamente lì, pazzesco. Così. Bella, e certo, praticamente è un ragù di verdure a tutti gli effetti, giusto? Sì.
così, così, Ecco qua. e va bene così. Questa la togliamo, tanto non ci serve. E andiamo a saltare la pasta così. Mettiamo Un po' di un bel parmigiano. po' di parmigiano così. Una spruzzatina di olio me la dai tu con la Ma tua certo, maestria. ragazzi, con una certa eleganza. Mamma mia, che cos'è? E ora ti Che faccio profumo è? Siamo Ora pronti, prendiamo impiattiamo. questo bel vassoio. Dai. Così facciamo vedere quando a casa arriva sto bel vassoio Bella. di pasta così. E andiamo ad adagiare così. Con la Marisa togliamo questo nettare di condimento. Vai giù così, perfetto. Ok. Poi guarda, il tuo tocco magico è necessario. Perfect. Cosa vuoi messo? Pepe? Certo, un po' di olio, pepe? un po' di pepe. Una leggera pepatina Esatto. e un filo andiamo. proprio d'olio. Guarda questa Pronta. pasta, guarda, guarda. E andiamo a mettere questo. La scamorza affumicata, metti? Ah, che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. E andiamo a Mantecare. Così. Mantecare si Sì, può dire? anche. Mantecare, mantechiamo. mantecare sarebbe con il burro, perché il burro si chiama mantechigna e da lì il nome mantecare. Però, insomma, dai, Però. rende l'idea un po'. Questa non zuccheranda, e zucchero la bassa non faranda. Faranda non trentanda. Oh, vabbè. Trentanda. E guarda che stiamo facendo. Ci siamo? Guarda, sì che ci siamo. Questo di qua. Mi prendi un cappello dal prete? Ma certo, vado. Mi dai anche un mestolo? Questo te lo regalo. Io lo devo dire, ma ormai sei diventata Ma guarda un quasi po' indispensabile. cosa c'è, guarda che c'è. Per il guarda. tocco di classe sei diventata indispensabile. Sono pronta, qua. Olio e pepe, guarda come fila. Cade? Te lo rompo io? Sì, tanto ci sei abituato. Ecco qua, guarda. Sempre quel tantino Mamma così. mia, ragazzi, vai prima tu? Un po' di pepe, così, anche Un un po' pochino di olio, a sporcare il piatto un pochino di olio. e un filo d'olio. Esatto. E qui abbiamo i nostri piatti per l'assaggio. Dove siamo stati oggi? Oggi siamo stati in Toscana e in Campania. Abbiamo fatto al ritorno, siamo passati alla Campania. Allora, io comincerei con questo. Anch'io comincerei con perché questo. è più Seno Lines. Mamma mia, ragazzi, che Seno Lines. Dai. Nel frattempo ti prendo il piatto. Che mi dici? Che mi dici? Che mi dici? E questo, capito? Proprio il brodino Che è tutto proprio un gusto. che ti dà che ti- quella cosa. quella cosa. Fuma. No, vedi? pepe. Ce l'hai messo. Adesso sai forse. Va bene, L'unica dai. cosa che ho fatto. Assaggia. Quando dici tu, signore, abbiamo fatto veramente la Campania. Questa è la Campania. Buona? Hai beccato qualche pezzo di pancetta? Ho preso, guarda qua. Ah, Questa mi interessa, sì. questa, guarda che c'è qua. possiamo andare avanti oppure Vabbè, devi piatta continuare? quella, dai. Andiamo qui, andiamo a impiattare. Ti prendo questa di qua, guarda. Buonissima. Che tocco di classe, guarda. Guarda che tocco di classe, guarda. E voilà. Regista, puoi fare qui una foto, un'inquadratura a questo piatto meraviglioso? Anche come l'ha composto qua E voilà. il mio sous chef.
la carota. Buonissimo. Poi dico vegetariana, buona, leggera, veloce da Se fare ti metti anche un poco più in abbastanza, qua, no? guarda, guarda, mettiti più in qua, ci Che inquadrano devo meglio. fare? No, stai buono. Eh? La prossima volta, senza che se ne accorgi, ci metto tanto di quel sale, voglio vedere che facciamo. Che hai detto? Buono, no, niente, è buono. parlando male di me? No, ma no, figurati. Ma io posso assaggiare? Mi hanno detto che parli male di Ma me. non è vero. Ma io posso assaggiare? No, Perché? non è giusto. Dai, fammi assaggiare. Non sarebbe giusto per le persone a casa. Ti è piaciuta la boccalona? Molto buona. E ti è piaciuta la pasta con i piselli? Molto buona. Possiamo salutare? Salutiamo, va. Arrivederci e vi vogliamo bene. Alla prossima regione. Chissà dove andremo. Vediamo dove andiamo. Ma ci andiamo pure all'estero. Ci siamo andati. Ci un siamo paio di andati. volte. Abbiamo fatto attraversamento di mani. No? Vi vogliamo bene. Pasta alla boccalona. 320 g di spaghetti o fettuccine, un porro, 2 scalogni, mezza costa di sedano, salvia, rosmarino e prezzemolo, quanto basta. 400 g di pomodori pelati. Pasta e piselli alla napoletana. 300 g di ditalini rigati, 150 g di pancetta tesa, 500 g di piselli freschi o surgelati, una cipolla, 50 g di burro, parmigiano quanto basta.